Rendersi conto di come avviene il processo di gestione dei rifiuti e magari anche del servizio idrico aiuta sicuramente a formare un senso civico più sviluppato. Un conto è sapere che la carta va posta in un bidone, l'umido in un altro e il secco in un altro ancora. Un conto è poter visitare un sito di eccellenza in Veneto invidiato da tutti, con un depuratore potenziato di recente dal costo di 4 milioni, con la possibilità adesso di servire da 35.000 a 70.000 abitanti. Stiamo parlando del centro di biotrattamento di Campo San Piero, gestito da ETRA, che aprirà le porte sabato 13 aprile. Sabato 11 maggio toccherà invece la centrale idrica di Fratte, che attinge dalla falda sotterranea acque ricche di minerali e generalmente potabili. Termina alle 3 giornate di visita l'altrettanto suggestiva centrale di Oliero, che serve tutte le utenze dei comuni dell'Altopiano nel caso in cui le sorgenti in quota non riescano a far fronte alla richiesta d'acqua. La presa è situata nel laghetto di Oliero, da cui l'acqua passa al sistema di filtrazione, 2 serbatoi di accumulo e dalla centrale vera e propria. L'appuntamento è per sabato 1 giugno. Per poter essere presenti basta iscriversi sul sito ETRA, multi-utility sempre più sensibile a quella che è la comunicazione in una sorta di glasnost, trasparenza e vicinanza ai cittadini.